Eh sì, d'altra parte, quando si arriva al momento che bisogna andarsene, quando le storie sono finite, sono finite. Due sono sulla spiaggia, l'uomo e la donna, che stanno guardando un tramonto rosso fuoco, meraviglioso. Sono 13 anni che convivono, ma non sono sposati. E sono lì, in altri tempi si sarebbero presi su questi ciottoli della riva, invece adesso lui è un passo avanti a lei, le mani nella tasca dell'impermeabile. Lei è un passo indietro con quell'aria che hanno le donne quando vogliono tingersi i capelli perché sono in crisi. Così stanno guardando la curva dell'orizzonte, laggiù in fondo. A un certo punto lui si rende conto che deve dire qualcosa per salvare questa unione, e allora senza voltarsi dice: cara, perché non ci sposiamo? E lei senza guardarlo: ormai che ci pigliano i due. E questa è la fine di tutto. Allora è evidente che a questo punto, con qualunque mezzo, che sia sulle ali di un'aquila o sulla tela fragile di un aquilone, l'unica cosa da fare è andare. Il fiume va, guardo più in là, un'automobile corre e lascia dietro sé del fumo grigio e me. E questo verde mondo indifferente perché da troppo tempo ormai apre le braccia a nessuno, come me che ho bisogno di qualche cosa di più che non puoi darmi tu. È un'auto che va, basta già a farmi chiedere se io vivo. Mezz'ora fa mostravi a me la tua bandiera d'amore, che amore poi non è, e mi dicevi che io dovrei cambiare per diventare come te, che ami solo me. Ma come un'aquila può diventare aquilone, che sia legato oppure no, non sarà mai di cartone. Cosa sono io non so, ma un'auto che va, basta già a farmi chiedere se io vivo. Il fiume va, sa dove andare, guardo più in là, in cerca d'amore. Un'automobile corre, ci sono e lascia dietro sé del fumo grigio e me.